Oggi l'incontro con gli addetti ai lavori perché? Perché crediamo che qualsiasi scelta debba passare prima attraverso un confronto e ci deve essere la collaborazione degli enti locali, di tutto il mondo sanitario, degli operatori del settore per migliorare i servizi per i nostri cittadini. Il nostro obiettivo non è mettere una bandiera politica su una riforma, ma quello di ottimizzare le risorse affinché il Friuli Venezia Giulia possa tornare ai vertici dei servizi sanitari a livello nazionale. Noi non guardiamo e non si può trattare, sarebbe irresponsabile trattare partiticamente la questione sanitaria. Noi abbiamo esplicitato delle criticità che esistono nel sistema, dobbiamo risolverle per dare risposte ai cittadini e ci auguriamo, ed è questo lo scopo di questo incontro e dei prossimi che verranno provincia per provincia, che sia tutto un sistema che si muove insieme, perché l'interesse di Regione Friuli Venezia Giulia non è mettere la patente o dare un nome a una riforma, ma quello di dare servizi alla nostra comunità. Quando arriverà in aula la discussione? Sicuramente in tempi utili per fare questa prima parte, che è la riforma della governance, entro fine anno. Come priorità avete la riforma della governance del sistema sanitario regionale. Che cosa cambia concretamente per i cittadini? Per i cittadini deve migliorare il servizio, questo è il nostro obiettivo. Lavoriamo a un modello di governo che ha sostanzialmente la necessità, secondo me, di mettere in ordine due punti centrali. Il primo, assorbire dalle aziende e dalla direzione centrale molte parti burocratica, amministrativa, che va coordinata in un punto solo e non può essere divisa in 7-8 aziende facendola pesare. Il secondo tema sono i flussi, cioè noi abbiamo un problema di flussi, in particolare nelle prestazioni minori, che va riordinato. Poi ci sono mille altri aspetti che riguardano il rapporto dentro gli ospedali e la questione territoriale. C'è un tema intanto di riorganizzazione, poi c'è un tema di grande ritardo, il nostro sistema sta perdendo attrattività, quindi questo ha aspetti, risponde a miglioramenti organizzativi, ma risponde anche a un grande investimento tecnologico sul quale siamo in grande ritardo. L'investimento tecnologico è una delle partite centrali, o noi vinciamo questa sfida facendo correre meno le persone e facendo correre più i dati e avendo anche delle attrezzature molto più moderne, o altrimenti il sistema perde in attrattività e quindi attrae anche professionisti diversi, cioè professionisti che guardano con grande attenzione al loro sviluppo della professionalità. Il professionista bravo genera attrattività e migliora la qualità del servizio. Se non c'è, il servizio viene meno. Parlate anche di integrazione tra pubblico e privato. È un altro dei temi sul tappeto sul quale dobbiamo affrontare in maniera laica questa vicenda. Capisco che ci siano delle preoccupazioni, ma io le preoccupazioni non lo vedo. L'incrocio della valutazione del costo industriale e della soddisfazione del paziente è il punto sul quale si giocherà questa partita. La riforma della governance deve concludersi entro quest'anno per avere efficacia dal 1 gennaio 2019. Poi nel corso del 2019 l'altra partita ancora più complessa, che è quella della pianificazione sanitaria, che è la conseguenza del modello di governo.